l'ipotesi del toccare in Sardegna il sarcofago delle scorie. Prima ancora che l'Unione Sarda e la stampa ne parlasse, ci eravamo mobilitati. Ricordo che eravamo con Sardegna Nazione nei portici di via Roma ad informare la gente, ci sentivamo così perduti, solo noi, silenzio imperante su questa che sapevamo essere una scelta anche abbastanza immediata. Una mattina è venuto uno dei vecchietti di quelli che stazionano nei portici, ha chiesto informazioni, abbiamo chiacchierato. Il giorno dopo è arrivato portandoci una poesia contro le centrali e ha commentato tranquillo e noi del penitenziario passando di subordo o in realtà. E io ho capito che la lotta era vinta quando un popolo si esprime con la poesia e ti dà l'indicazione precisa di quello che c'è da fare, non intranta. Io ho capito che ha vinta ed è stata una lotta grandiosa di popolo che ha tarato una per una tutte le istituzioni e l'abbiamo vinta. Quando quest'anno si è riparlato di centrali sapevamo che sì, avevamo vinto una battaglia ma non la guerra. Quando quest'anno si è riparlato di centrali, ecco, io ho fatto la mia risata sardonica dicendo che ci prosino è la volta che ci liberiamo dell'Italia senza colpo ferire. Oggi devo dire che invece sono abbastanza preoccupata. I motivi li ha espressi Giacomo Meloni del CSS, perché vedo il gioco pericoloso che stanno facendo, compattare il polo di Portovesme, quello che resta del polo industriale, viene male di definirlo polo industriale, e Porto Torres, farne lo zoccolo duro. Voi potete sopravvivere, le imprese energivore possono sopravvivere solo se c'è il nucleare, perché questo fissa le imprese sul territorio, perché saranno costruite anche con i privati. Non si verificherà più in Sardegna la politica di rapina che vengono, lavorano per 2 anni e poi se ne vanno lasciandoci l'immondezza e l'inquinamento. Questo tentativo in atto di cercare il consenso in questi che sono diventati i poli della disperazione, speculare sulla disperazione della gente per creare la guerra civile. Questo lo vedo come tentativo in atto e veramente sono molto preoccupata, però pensando chi l'ha fatta, la lotta contro le scorie, sa quanto è stata grandiosa, come siamo stati trascinati tutti dalla gente, io appunto dai pensionati di via Roma, che quando un popolo dice il suo no in poesia, che è la sua lingua, il suo modo di esprimersi, dice quanto questo sia radicato. Appunto, noi in Tranta me l'hanno insegnato gli anziani. Grazie Mariella. E io vi volevo dare una notizia, non è una bella notizia, perché si tratta di un caso di morte per presunta contaminazione da uranio impoverito e praticamente questo è un ex sottufficiale dell'esercito della provincia di Cagliari. C'è sua figlia che dice: mio padre ha sofferto per un mielomaplasia linfatica degenerata in seguito, nonostante lunghe cure, in leucemia mieloide acuta, causa 3 mesi fa del suo decesso. Questo è un bilancio che praticamente sta portando avanti il gruppo operativo interforze della sanità militare in Italia, che dice che ci sono 250 morti. Noi sappiamo, no, che qui abbiamo una base a Perdas de Fogu, in Algerrei c'è una diffusione di problemi di leucemie, di mieloma plastici di cui sta parlando questa ragazza, questa donna,
e perciò abbiamo già un'idea di cosa significhi avere nel nostro territorio la possibilità di essere contaminati da cose radioattive come può essere una centrale nucleare, oppure dalle scorie che vorrebbero importare in questo paesucolo di 1,5 milioni di abitanti, tanto se ne muore uno più, uno meno, non se ne accorge nessuno, loro non si reagiscono più di tanto, però invece qui stasera stiamo dando l'inizio a un movimento vero, basato sulla reazione. No nuke. Una risata sardonica li seppellirà, tutti quanti, tutti questi ultramodernisti delle nostre tasche, quelli che vogliono avvelenare il nostro popolo, quelli che vogliono avvelenare la nostra terra e ci vogliono portare indietro nel tempo, al di là della preistoria, quando ancora eravamo dei poveri babbuini. Noi non lo siamo e per questo reagiremo forte e con determinazione. Bene, non permettiamo di rendere vivibile la terra dei nostri figli che devono ancora nascere. Allora vi invitiamo tutti a rimanere, dopo una bella cena, ad ascoltare dei gruppi che suoneranno della musica veramente bella. Ci sarà Rossella Fa, che coordinerà tutti questi gruppi. Ora cominceranno a salire sul palco, cominceranno ad armonizzare i loro strumenti, in modo che noi potremo godere appieno con le nostre orecchie questo bellissimo concerto che ci sarà stasera, che sarà l'inizio della riscossa di un popolo che continuamente viene sottomesso da tutti i vari della storia, ma noi diciamo no, sì alle energie alternative, sì al sole, sì a tutto ciò che non è invasivo, sì alla vita. Prego Rossella. Grazie.